Beh, è uno sport che è presente, è una regione di sportivi e rispetto al cavallo abbiamo 15.000 cavalli in allevamento su 3.200 allevamenti. Direi che siamo una regione che ne sa di cavalli, siamo la sesta regione in Italia, ma soprattutto varrebbe la pena di ricordare che questa è la fiera più grande al mondo. Appunto, vetrina internazionale, l'allevamento italiano, perché non trova sbocchi sull'estero? Li dovrebbe trovare, ci vorrebbe una politica più incisiva, stiamo parlando di 340.000 soggetti allevati, 50.000 addetti e un comparto che fattura circa 10 miliardi di euro, che vuol dire che abbiamo i numeri, il sangue dei cavalli italiani, dei razzatori italiani è sangue che viene dato a tutti i vincitori in giro per il mondo, ci vuole ovviamente una politica a tutela dell'ippica, quella vera, incisiva che salvi i nostri allevamenti. Beh, noi la vogliamo vedere come un grande segnale di positività, di guardare al futuro con speranza. Certo è che l'ippica dei 350.000 soggetti allevati, che è l'ippica di 50.000 addetti, che è l'ippica di 10 miliardi di fatturato, merita altro. Merita una grande promozione, merita investimenti che sicuramente saranno ripagati poi da quello che si creerà. È strano pensare che i nostri cavalli, i nostri razzatori danno campioni in tutto il mondo e noi stiamo per chiudere definitivamente un capitolo della storia del paese. I nostri allenatori in effetti stanno avendo successi ovunque e quindi in qualche modo il Veneto, che è anche una regione che conta molti allevatori, penso sia vicino a queste nazioni. Beh, noi sì, noi abbiamo circa 15.000 cavalli in allevamento su 3.500 allevamenti, sappiamo benissimo cosa significa, che non c'è solo un aspetto da diporto, da diretto, ma c'è anche un allevamento professionale che oggi vive una grossa difficoltà. Io stesso ho una cavalla da allevatore e posso dire, è impossibile pianificare, mi metto nei panni di chi lo fa in maniera professionale, significa che lo devi rilegare a un hobby nel quale tu ci metti soldi e ci rimetti sempre. L'ultima, c'è un progetto di riforma che gravita in Parlamento, qual è la sua posizione? Che volere è potere, il che significa che bisogna darsi da fare e fare uscire subito questo progetto. L'abbiamo fatto qualche anno fa quando ero ministro con quegli stanziamenti che comunque hanno garantito ossigeno, boccate d'ossigeno all'ippica, però quelli erano il precursore di quello che doveva essere un vero e proprio piano industriale. E se non si fa un piano industriale per l'ippica e se si decide che ancora i cavalli devono restare vivi in carne ed ossa, penso che ce la possiamo fare.